quanto riguarda, ma io non credo di aver dato la sensazione che mi stessi accomodando, anche perché se oggi venite in ufficio, in questi giorni venite in ufficio, credo che insomma tutto sia la sensazione fuorché mi accommiati. Devo dire che il mio impegno personale, come quello di Cristiano Carlos e degli altri, è assoluto. Abbiamo un obiettivo che è quello di completare il risanamento di queste due banche attraverso poi la fusione, che è quello che ci vedono impegnati in questo periodo. Tra l'altro è anche un'esperienza anche emozionante, perché creare una nuova banca è sempre una cosa emozionante. Dopodiché questa nuova banca avrà dei nuovi azionisti, plausibilmente, e quindi bisogna fare i conti con i nuovi azionisti. L'amministratore delegato deve sempre rispondere a loro, e poi lasciatemi fare una battuta che credo che sia una regola d'oro, che ogni amministratore delegato si senta un po' pro tempore, perché ogni qualvolta gli amministratori delegati si sentono, diciamo, perpetui e infiniti, sono guai per tutti. Quindi a questo punto apprezzate che mi sento pro tempore, ma nel senso buono del termine.